benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Ponte sullo Stretto, nuovo duello tra gli esperti. Per alcuni è troppo basso per le navi da crociera e portacontainer. È conforme invece alle norme internazionali di sicurezza, secondo gli addetti ai lavori in marina. Altro fronte ad Agrigento, dove continuano le iniziative contro la costruzione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi. Niente acqua da stamane a Messina per i lavori sulla condotta Fiumefreddo, e anche a Enna e a Caltanissetta da 5 giorni non c'è erogazione idrica. Maxi truffa allo Stato a Siracusa, sequestrati 13 milioni a marito e moglie che avevano costruito un resort di lusso mascherandolo da condominio per incassare il superbonus. Catania, incuria e degrado al Parco Gioeni, e con l'arrivo dell'estate incombe anche il rischio incendi. Preoccupa l'aumento dei casi di allergie alimentari in età pediatrica. All'origine il cibo spazzatura, consumato sempre più dai bambini, e l'utilizzo eccessivo di antibiotici. Musica, torna Marcella, celebrando le sue origini con il brano L'Etna. In copertina indossa un abito a sirena rosso fuoco, immersa in un mare nero di lava. Calcio, il Palermo che non vince da quasi 2 mesi prova a ritrovare in ritiro la strada del successo. Domenica con l'Ascoli servono i 3 punti. Il Catania aumenta i carichi di lavoro in vista dei play-off. Bentrovati. Il nuovo fronte di polemiche sulla realizzazione del ponte sullo Stretto, quello dell'altezza, troppo basso secondo alcuni esperti. Non è vero, rispondono altri. Francesco Triolo. Il nuovo fronte delle polemiche sul ponte sullo Stretto è l'altezza, il cosiddetto franco navigabile, cioè la possibilità o meno delle più grandi navi da crociera, militari o portacontainers che siano, di transitare nello Stretto una volta realizzato il ponte, che con la sua struttura curvilinea avrebbe un'altezza massima di 65 metri, nella parte più alta, al centro. L'ultimo ad esternare le proprie perplessità è stato il presidente di Federlogistica Luigi Merlo, che ha sottolineato come il progetto non sia chiaro e come negli atti ufficiali non ci siano accenni all'evoluzione del Mediterraneo, dove è previsto un innalzamento di 1 metro in 90 anni. Ci sono navi da crociera alte ormai più di 68 metri, ha detto, per come è progettato adesso il ponte sullo Stretto non ci passano. Il danno stimato dal leader di Federlogistica è di circa 2 miliardi e mezzo di euro all'anno. A contestare questa critica è uno dei fondatori di Rete Civica per le Infrastrutture nel Mezzogiorno, Vincenzo Pistone, commissario di bordo nelle navi della Marina Militare per oltre 20 anni, studioso del progetto del collegamento stabile sin dall'inizio degli anni 2000. Le norme internazionali per la sicurezza dei traffici marittimi prevedono che tutti i ponti realizzati su importanti vie d'acqua devono garantire sempre un'altezza minima di 65 metri sul livello del mare, ha detto. Il ponte sullo Stretto prevede proprio un'altezza minima di 65 metri nel canale centrale, largo 600 metri. Anche le zone di mare laterali, comprese tra la costa e i limiti esterni delle corsie di traffico, saranno ampie 1350 metri, avranno un franco minimo di 50 metri e saranno impiegate per il traffico costiero e il traffico locale, compreso quello da diporto, da pesca, a vela o a remi, di lunghezza inferiore a 20 metri. Ad Agrigento, nuove iniziative contro la costruzione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi. Davide Sardo. Forze politiche e associazioni ambientaliste mantengono la linea del fronte contro il progetto di installazione di un rigassificatore nell'area industriale di Porto Empedocle, a poca distanza dalla Valle dei Templi di Agrigento e dalla casa natale di Luigi Pirandello. Della costruzione dell'opera, sostenuta dal governo Meloni e condivisa anche dal governo regionale, si occupa Enel Nuove Energie. In Italia sono 3 e il loro compito è quello di convertire il gas naturale liquefatto in
forma gassosa, permettendone così l'immissione nella rete di distribuzione nazionale e quindi il suo utilizzo per i consumatori finali. Questo è uno degli impianti che sta sotto la cosiddetta Seveso 3, c'è grandi rischi industriali. Quindi un incidente ad un impianto del genere ha gravi conseguenze sull'ambiente, la popolazione, quindi deve essere fatta una valutazione che allo stato attuale, per quello che io conosco, non mi risulta che è stato fatto e che abbia un'autorizzazione ai sensi appunto della Seveso 3. Il Partito Democratico di Agrigento ha organizzato un confronto in città al Circolo Empedocleo per ribadire il no al rigassificatore, privilegiando invece la tutela dei beni culturali e paesaggistici nella zona, oltre che della salute umana e della fauna e flora marine. È pericolosa perché tratta una materia particolarmente infiammabile, si tratta di gas e in caso di incidente potrebbero esserci conseguenze decisamente catastrofiche per il centro abitato che praticamente si trova a poche centinaia di metri dal sito prescelto. Nel frattempo, tuttavia, il progetto è ancora vitale e concreto. L'opera dovrebbe essere in funzione entro il 2028. L'investimento è di circa 1,5 miliardi di euro, compreso il completamento dell'area portuale empedoclina che rientra tra le opere di compensazione per il territorio agrigentino. Da stamane niente acqua a Messina per i lavori sulla condotta Fiume Freddo e anche a Enna e a Caltanissetta. Da 5 giorni non c'è erogazione idrica. Francesco Triolo. L'ultimo stop, l'ultimo sacrificio. Da oggi e sino a domenica sarà emergenza a Messina per il distacco idrico programmato per completare i lavori sull'acquedotto Fiume Freddo e la mitigazione di una vulnerabilità che a Messina è costata cara 9 anni fa. I lavori sono partiti in mattinata e dovrebbero essere completati in massimo 24 ore, ma le difficoltà di distribuzione dell'acqua in città si avvertiranno sino a domenica, quando verrà ripresa l'erogazione a pieno regime, soprattutto nelle zone dal centro a nord, Ganzirri, Torrefano. Gli interventi riguardano la sostituzione dei giunti dalle Toiani ad Itala, più una serie di attività importanti in città. Ha attivato il Comitato Operativo Comunale della Protezione Civile, che già in mattinata ha ricevuto una quindicina di richieste di intervento. Emergenza idrica che è diffusa in tutta la Sicilia. Da Enna e provincia si è al 5° giorno senza acqua a causa di guasti tra Troina ed Agira. L'erogazione è stata interrotta lunedì 29 aprile, sarebbe dovuta tornare ieri sera, ma ancora stamattina i rubinetti erano a secco. Situazione difficile anche a Caltanissetta, dove il sindaco Roberto Gambino ha chiesto un tavolo tecnico in prefettura e ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole. Ed in una nota il coordinamento di giunta della CIA Sicilia Orientale chiede interventi da approntare con urgenza a causa delle alte temperature da stagione estiva e il perdurare della mancanza di acqua negli invasi del bacino imbrifero della piana di Catania. È caos sul futuro dello stabilimento ex Bluetech di Termini Imerese. Il possibile ricorso al TAR contro l'assegnazione della fabbrica al gruppo Pelligra ritarderebbe tutte le procedure burocratiche e rischierebbe di fare perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Marco Gullà. Ancora nuvoloni, ancora caos sul futuro dei lavoratori ex Bluetech. La notizia di un possibile ricorso della Sciara Holding, concorrente del gruppo Pelligra, aggiudicatario dello stabilimento di Termini Imerese, ha gettato nello sconforto soprattutto i lavoratori. Un possibile ricorso, infatti, farebbe ritardare la vendita dello stabilimento al gruppo Pelligra e rischierebbe di far perdere gli ammortizzatori sociali ai lavoratori in cassa integrazione da 12 anni. Dopo alcune smentite, in realtà il ricorso c'è. La Sciara Holding ha infatti confermato di aver notificato il ricorso redatto e indirizzato al TAR del Lazio, ma sostiene di non averlo depositato al TAR. Una circostanza che non sorprende, visto che è questa la corretta procedura nei ricorsi amministrativi, il cui avvio avviene proprio con la notifica alle parti. Sul piede di guerra, sindacati e lavoratori. Il ricorso al TAR del Lazio per la cessione dello stabilimento Bluetech e la ricollocazione dei dipendenti diretta dell'indotto può rappresentare un problema serio. Per queste ragioni stiamo chiedendo un confronto immediato con la Regione siciliana, ma anche col Ministero dello Sviluppo Economico. Il 4 novembre scade l'amministrazione straordinaria e questi eventuali ritardi non possono ricadere sulla reindustrializzazione. Per queste ragioni chiediamo la proroga dell'amministrazione straordinaria e che il confronto per la cessione continui, sia con l'assessorato al lavoro, sia con l'assessorato alle attività produttive, sia col Ministero dello Sviluppo Economico.
Il GIP di Catania ha archiviato un'inchiesta per concorso in corruzione su appalti dell'azienda sanitaria che vedeva indagato il deputato regionale della Lega a San Martino. Su San Martino restano pendenti le accuse per 2 presunti casi di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Pandora, che lo ha portato alle dimissioni il 17 aprile da vicepresidente della regione siciliana e da assessore all'agricoltura. Una maxi truffa allo Stato è stata scoperta dai finanzieri di Siracusa, sequestrati 13 milioni di euro a una coppia di coniugi che aveva costruito un resort di lusso mascherandolo da condominio per usufruire del superbonus. Francesco Aloi. Un resort di lusso mascherato a condominio. Era il disegno messo in atto da una coppia di coniugi per costruirlo truffando lo Stato. Così hanno usufruito del superbonus 110% senza averne diritto. Ma i finanzieri hanno capito tutto ed hanno sequestrato 13 milioni di euro tra beni immobili e crediti fiscali. Hanno formalmente rispettato le regole, nella sostanza le hanno violate perché il condominio non è mai esistito. Tra il 2020 ed il 2021 la stipula dei contratti di compravendita di un fabbricato in stato di abbandono e di un terreno agricolo, poi la costituzione di 2 condomini e la costruzione degli edifici. Prima dell'acquisto però avevano diviso i 2 fabbricati in 118 appartamenti rispetto ai 4 originari. Tutto questo per uno scopo: per avere 96.000 euro a unità abitativa, arrivando quindi a ottenere un finanziamento a spese dello Stato pari a circa 13 milioni di euro. I 2 imprenditori però si sono dimostrati poco furbi. Che non si trattava di un condominio lo avevano ammesso loro stessi, non ai finanzieri ma ai clienti. Sul web infatti pubblicizzavano il resort di lusso con piscine, wellness e spa. Avevano scelto anche il nome, ex distilleria San Paolo della Croce. Ma la struttura di superlusso nella zona di Calamosche a Noto non aprirà più. Il resort di lusso non sarà abbattuto, dopo che sarà intervenuta la confisca definitiva sarà messa all'asta. Storie di violenze sulle donne in Sicilia. A Trapani è arrestato un giovane che stava aggredendo in strada una donna nigeriana tentando di portarle via il figlio. A Patti, nel Messinese, è arrestato un uomo già condannato a 3 anni e 6 mesi per maltrattamenti della moglie e della figlia. A Pachino, nel Siracusano, in manette un 23enne per maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce nei confronti della compagna. Un arresto anche a Catania per minacce contro la convivente. Restiamo a Catania, incuria e degrado al Parco Gioeni e con l'arrivo dell'estate incombe anche il rischio incendi. Tonino De Mana. Il senso di abbandono si vede già all'inizio, indipendentemente da dove si decide di entrare. Da un lato il cartello con la scritta Parco Gioeni completamente ricoperto dai rami degli alberi e dalla rigogliosa fioritura, dall'altro addirittura gettato per terra e subito sorge la domanda: possibile che nessuno vede? È un quesito che ci poniamo anche noi attraversando i disastrati vialetti del secondo parco più importante di Catania dopo Villa Bellini, un polmone verde dalle tante potenzialità ma che purtroppo mostra i segni del tempo con le staccionate legno ridotte ai minimi termini e con scale e mattonelle distrutte in più punti e mai sistemate, mentre le fontanelle somigliano più a cestini di rifiuti o posacenere. Da queste parti manca l'acqua e l'acqua manca anche nei bagni pubblici che sono off limits da diverso tempo. Il lucchetto che vedete certifica la chiusura con tanto di avvisi. Ma è un abbandono totale praticamente. Non si può... Si viene così, diciamo, però non è bello a vedere. Hanno fatto una struttura nuova per i bambini, però ci sono i bagni inagibili, manca l'acqua, l'ultima volta non si può andare in bagno. Dobbiamo lamentare un po' di mancanze, i bagni sono chiusi, lo stato generale del parco è un po' lasciato così al degrado e questo dispiace veramente da cittadina, da catanese, da utente, anche per i bambini potrebbe essere una grandissima risorsa e quindi lo dico con dispiacere questo. Sindaco, se può fare qualcosa noi saremmo molto molto contenti. A parte qualche intervento di decespugliatura è elevato il rischio incendi e l'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Si parla tanto di prevenzione, ma ogni anno è identico ai precedenti, con fuoco e fiamme che assediano il Parco Gioeni.
Sempre a Catania si decide in questi minuti a Palazzo degli Elefanti, dove è in corso una riunione di giunta, la pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia che state vedendo, quantomeno in via sperimentale. Negli ultimi giorni si sono susseguiti gli appelli al sindaco Trantino da parte di residenti, commercianti, associazioni di categoria, alcuni comitati spontanei che si dicono tutti contrari alla chiusura al traffico della zona del Castello Ursino, chiedendo in extremis di modificare o bloccare il provvedimento. Tra poco la decisione definitiva. Il Comune di Catania è in crisi finanziaria, ma ci sono risorse straordinarie che possono essere utilizzate per lo sviluppo della città. Per il capogruppo PD al Consiglio Comunale Caserta non è chiara la strategia che l'amministrazione vuole adottare per opere pubbliche e investimenti straordinari. Adelaide Barbagallo. Catania sarà ancora per un altro anno in dissesto. La città, in parole povere, è in crisi finanziaria. Il bilancio dell'amministrazione presenta poche entrate e di conseguenza può permettersi solo i servizi essenziali. Ma, osserva Maurizio Caserta, capogruppo PD al Consiglio Comunale, ci sono pure risorse straordinarie legate a finanziamenti europei e al piano di ripresa e resilienza che possono essere sfruttate per importanti opere pubbliche per rafforzare lo sviluppo della città. Non è chiara però, afferma Caserta, quale sia la strategia che l'amministrazione vuole adottare. Non abbiamo come Consiglio Comunale e credo anche come città informazioni precise su come l'amministrazione intende articolare questo piano, quali opere pubbliche, parliamo di investimenti fatti, quali opere pubbliche serviranno a rafforzare l'istruzione, a rafforzare l'igiene, a rafforzare l'ambiente, a rafforzare la politica di sviluppo. Tutti questi punti che sono missioni presenti in bilancio e quindi obiettivi della città non sono chiaramente associati a tutte queste opere pubbliche. Insomma, c'è molta incertezza, molta confusione, non abbiamo contezza di quali sono le linee strategiche dell'amministrazione. Catania intanto sarà in dissesto finanziario sino al 29 gennaio del 2025. E dopo questo TG alle 14.30 su Telecolor torna il nostro ospite, il sindaco di Catania, Trantino. Per le vostre domande scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, Sicilia24Focus, @telecolor.it. Vi aspettiamo all'appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. Altre notizie: preoccupa l'aumento dei casi di allergie alimentari in età pediatrica, 120% di disturbi in più per i bambini al di sotto dei 3 anni. Secondo l'esperto, la principale causa è il cibo spazzatura, consumato sempre di più dai bambini, e l'utilizzo eccessivo di antibiotici. Desiree Ferlito. E boom di allergie alimentari, in particolare per i più piccoli. L'incremento del 34% in 10 anni arriva al 120% per i bambini sotto i 3 anni. Il dato che allarma particolarmente i genitori arriva da un recente studio della Società Italiana di Gastroenterologia e Nutrizione Pediatrica. Si stima che un bambino su 20 è affetto da allergia alimentare, di conseguenza anche un incremento del più temibile shock anafilattico. La principale causa dell'aumento sarebbe il cibo spazzatura, che in Italia, così come in altri paesi, viene consumato sempre più dai bambini a partire dal primo anno. Questo fenomeno viene spiegato probabilmente da un cambiamento dello stile di vita. Quella che viene definita la cosiddetta teoria dell'igiene ha portato il nostro sistema immunitario ad essere meno sottoposto alle infezioni batteriche, virali o parassitarie, e di conseguenza l'altro braccio del sistema immunitario ha preso il sopravvento. Alla base di questo aumento anche l'utilizzo eccessivo di antibiotici e farmaci. Preoccupante è la crescente aggressività di questi fenomeni. Il database del Ministero della Salute rileva infatti un aumento del 400% dei casi di accessi in pronto soccorso per allergie legate al cibo. Nel caso in cui c'è un sospetto di allergia alimentare, il consiglio è quello di rivolgersi allo specialista, all'allergologo, che inizierà ad indagare sulle possibili cause che possono indurre tale sintomatologia.
Rieccoci insieme con il calcio, Palermo in ritiro per blindare il sesto posto che mai come in questo momento è a rischio. Domenica contro l'Ascoli la formazione di Mignani ha un solo imperativo: vincere. Marco Gulà. In ritiro per ritrovarsi, o forse ritrovare la maestra via. Il Palermo, che nelle ultime 11 giornate ha vinto una sola volta, si chiude in una bolla. A Torretta, nel centro sportivo, la squadra rosanero prepara la prossima delicata e fondamentale partita interna contro l'Ascoli. Come un labirinto senza via d'uscita o un tunnel senza luce all'orizzonte. Il Palermo non sa più vincere, sta collezionando giornata dopo giornata solo record negativi. Ecco che anche il sesto posto, obiettivo minimo del club, è a rischio. La Sampdoria, settima, a 3 punti in meno del Palermo, ha il favore dello scontro diretto, ma anche il Brescia potrebbe insidiare la formazione rosanero, considerando che le rondinelle nel prossimo turno giocheranno in casa contro il Lecco, già retrocesso. Insomma, tutti corrono tranne il Palermo, che invece è fermo. La cura Mignani non funziona, il cambio modulo ha asciugato le potenzialità offensive della squadra, che continua sempre a prendere gol. Occorre ben altro, probabilmente è anche una questione di testa. Il ritiro servirà? Lo scopriremo solo domenica, quando al Barbera arriverà l'Ascoli a caccia di punti salvezza. Il Catania continua a lavorare al Cibalino per i play-off, aumentati i carichi di lavoro per arrivare al meglio alla prima partita del 14 maggio. Marco Carli. Una mini preparazione, così sta lavorando il Catania in vista dei playoff. Dalla fine della stagione regolare, il 27 aprile, alla data di inizio degli spareggi promozione per i rossazzurri il 14 maggio, corrono in totale 17 giorni, 15 considerando che il Catania ha ripreso ad allenarsi martedì. Ovviamente non si può paragonare questo lasso di tempo ad una preparazione estiva, ma alcune caratteristiche sono simili. Gli etnei nei primi allenamenti settimanali hanno aumentato i carichi di lavoro per prepararsi all'appendice del campionato con gare ogni 3-4 giorni. Il primo turno della fase iniziale si gioca con andata il 14 in trasferta e il ritorno il 18 al Massimino, per fare un esempio, ma già dalla prima fase dedicata ai gironi, a cui il Catania non parteciperà in virtù della conquista della Coppa Italia, si corre con gare uniche, è vero, ma a ritmi veloci. Chi andrà avanti il 7 giocherà nuovamente l'11. Ecco perché si lavora sulla parte atletica e su quella prestazionale. La tattica c'è ovviamente, ma adesso non è primaria. 2 settimane non bastano per rimettere tutti sullo stesso binario. Teio e Sturaro, per esempio, potrebbero rappresentare delle alternative nelle prime gare, ma molto difficilmente partiranno dall'inizio. Ci sono poi un gruppo di giocatori e un sistema di gioco collaudati. A questi, con ogni probabilità, Zeoli si affiderà in prima battuta. Formazioni e interpreti simili o uguali alle ultime di campionato, presto per dirlo, ma l'ipotesi potrebbe non essere tanto lontana dal vero. Ci fermiamo qui, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco Trantino alle 14.30, subito dopo Sicilia 24 su Telecolor. Grazie, buon pomeriggio.